Io quando mi sono insediato da sindaco ho iniziato un percorso, fra gli altri assieme al vice sindaco Valentino Colosi, ed è un percorso che era un percorso strano da comprendere, perché avevamo detto, la prima cosa che abbiamo detto, non è solo industria. Perché l'industria quando arriva è come un terremoto, cancella tutto e cancella anche la memoria, quindi è come se nella zona ci fosse stata solo l'industria, invece esiste da meno di 60 anni. E allora abbiamo detto non solo industria, dobbiamo promuovere tutto quanto c'è attorno, tenendo conto che siamo nel golfo fra Patti e Tindari, fra la Madonna del Tindari e Capo Milazzo, e quindi dobbiamo promuovere il nostro territorio. L'abbiamo detto 6 anni fa, ci hanno quasi preso per matti, oggi il fatto che ci sia l'assessorato regionale a sostenere questo significa che il lavoro è stato fatto bene e che era vero quello che dicevamo. Ciauro significa intanto odori, odori di Sicilia che sono tantissimi, variegati e vanno tutti fatti conoscere a una platea di persone che può essere enorme. Questo è l'obiettivo fondamentale del progetto. 4 sottotitoli: agricoltura, territorio, enogastronomia e turismo. Il nostro territorio, San Filippo del Mela, la Valle del Mela e il Milazzese possono dare tanto in questa direzione. Abbiamo cercato di mettere insieme tutti i protagonisti, i soggetti interessati nei vari ambiti, culturale, ricreativo, enogastronomico, ricettivo. Avremo la collaborazione importante di ristoratori, di associazioni del territorio, ma anche di corpi diplomatici. Ospiteremo ambasciatori, consoli onorari di diversi paesi europei in Sicilia, rappresentanti di Camere di Commercio italiane all'estero. C'è un lavoro di squadra che vuole far comprendere come in questo territorio si possa guardare al futuro in un'ottica che sia di condivisione. Vi sono diversi eventi, intanto la visita all'Istituto Agrario per cercare di riscoprire le tradizioni agricole del territorio e le potenzialità che l'agricoltura ancora ha da offrire. Poi un convegno molto importante incentrato fondamentalmente su 2 temi: quali ostacoli incontrano le nostre aziende nel collocare prodotti in certe fasce di mercato, specialmente dell'est europeo, e come l'agricoltura e le sue risorse possono rappresentare un volano di sviluppo in chiave turistica. Alla fine del convegno proporremo dei video attinenti al turismo esperienziale 2025 da vivere a San Filippo del Mela e nel territorio. Quindi è un progetto che oggi prende inizio e che vuole avere un respiro molto più ampio. Dopo il convegno presenteremo alcune mostre. Una molto importante avrà ad oggetto alcune bellissime opere d'arte del maestro Lorenzo Chinnici, messe a disposizione dalla Galleria Timeless di Taormina. Una altrettanto bella mostra fotografica a cura dell'archivio fotografico filippese di Salvatore Cambria sulle immagini della tradizione rurale, quindi le feste dell'agricoltura, la raccolta dell'uva, la vendemmia e altro. Un'altra mostra sugli utensili dell'agricoltura. Abbiamo cercato anche di valorizzare alcuni termini del dialetto siciliano, che è la nostra lingua. Oltre Ciauro, che è il titolo principale, ce ne saranno anche altri, come ad esempio Assapura, che caratterizzerà il momento enogastronomico, nel quale daremo spazio a tante importanti realtà produttive enogastronomiche del territorio. Non mancheranno gli eventi di carattere culturale e ricreativo. Il 15 novembre, venerdì, ci sarà una sfilata della banda musicale filippese, delle Majoret, e di ben 10 scuole di ballo che hanno aderito al progetto, le quali partiranno da Piazza Duomo per poi andare a Piazza Fulci, dove sostanzialmente verrà ospitato tutto l'evento. La sera ci sarà anche uno spettacolo molto importante. Più che spettacolo chiamerei un'opera teatrale a cura delle Nuove Immagini, l'associazione teatrale filippese, in collaborazione con un marchio importante che è il Mamertino ritrova Giulio Cesare, e della Prologo di San Filippo del Mela. Cercheremo di riscoprire le chiavi storiche del vino Mamertino, che pare fosse uno dei 4 vini più apprezzati da Giulio Cesare, e metteremo tutto questa esperienza culturale in un contenitore di 10-15 minuti, che offrirà la dimostrazione di come questo territorio abbia radici molto profonde, che vanno conosciute e proiettate nel futuro.
ci sarà un importante spettacolo di gioierina dei famosissimi ballerini siciliani che attraverso la collaborazione delle scuole di ballo dirette da Salvatore De Mariano animeranno la serata. Mentre sabato 16 novembre, sempre in Piazza Fulci, avremo il concerto di uno tra i più talentuosi artisti e percussionisti italiani, Tony Esposito, che si esibirà assieme ad un gruppo e ci allederà con le sue musiche e i suoi canti. Sono onorato di poter partecipare ad eventi come questo perché rappresentano veramente delle possibilità per le nostre aziende, possibilità dove anche durante il convegno noi andremo a trattare quelli che possono essere, per quanto riguarda le aziende, le difficoltà logistiche a poter esportare i nostri prodotti e anche a vedere come poter rafforzare la nostra esportazione dei prodotti all'estero. Io farò un focus soprattutto sulla Bulgaria per la carica che vado a ricoprire, però posso già dire che abbiamo coinvolto anche dei colleghi della rete consolare, dove ci sarà anche il console di Germania, la console dei Paesi Bassi, console di Norvegia e Danimarca e un funzionario della Camera di Commercio italiana negli Emirati Arabi, e questo può dare possibilità di rendere sempre più internazionale il nostro incontro e dare anche la possibilità alle imprese di poter vedere fuori, finalmente di poter vedere in un orizzonte che è fuori dal nostro circondario. Assolutamente sì, intanto io porto i saluti dell'assessore regionale allo sport, spettacolo e turismo, l'onorevole Elvira Mata, che ahimè oggi voleva essere presente ma per situazioni un po' contingentate ecco, non è potuta essere qua presente, però ci teneva tantissimo, verrà sicuramente venerdì ad essere presente diciamo, e a poter rappresentare al meglio quello che è il suo assessorato e quello che è questo progetto. È un progetto importante che soprattutto coinvolge tutte le parti del territorio, grande lungimiranza da parte dell'amministrazione comunale, dal sindaco, dal vice sindaco Valentino Colosi, ma ovviamente da tutti diciamo, i portatori di interesse, quindi non può che essere veramente un qualcosa di importante per il territorio e per il suo sviluppo.